appuntamento con Morsi di Sicilia. Oggi prepareremo una ricetta straordinaria. Se siete stati in Sicilia almeno una volta l'avrete sicuramente assaggiata, magari accompagnandola a una granita. Avete capito di cosa si tratta? Sicuramente la brioche col tuppo, anzi come si dice qua, a brioche col tuppo. Ed è una ricetta straordinaria, una brioche parecchio semplice da realizzare, solo che bisogna organizzarsi con un minimo di anticipo. Vi consiglio infatti di avviare la preparazione la sera prima per l'indomani. Io utilizzerò una planetaria, adesso vi mostro gli ingredienti. Questa è la mia versione, ce ne sono tante più o meno aromatizzate, sono felice di condividere la mia. Allora, serviranno 500 g di farina Manitoba, potete alternare 300 Manitoba e 200 00 volendo, 100 g di zucchero semolato, 6 uova, di cui uno per spennellare, 100 g di burro a pezzetti, 180 ml di latte, un cucchiaio di miele, 20 ml circa di marsala, 10 g di lievito di birra, 12 g di sale e una arancia, ci servirà la scorza. Iniziamo subito, mettiamo da parte il burro, il sale e la scorza d'arancia che ci serviranno in un altro momento e mettiamo tutti gli altri ingredienti in planetaria. Iniziamo dallo zucchero, mettiamo il miele, il latte, il lievito sbriciolato, e le uova. Serviranno 2 uova intere e 3 tuorli. Aggiungiamo anche il marsala, che è facoltativo, e abbiamo la planetaria col ghiaccio a velocità media. Una volta amalgamata la parte liquida aggiungiamo anche la farina che abbiamo precedentemente setacciato e a questo punto azioniamo la planetaria. Ci vorranno circa 15 minuti di impasto a media velocità. Mentre l'impastatrice lavora il nostro impasto, noi andiamo a grattugiare la scorza di mezza arancia. È facoltativa, quindi non è necessaria nella ricetta. A me piace molto e quindi la inserisco, ma volendo si può omettere, ottenendo delle brioche da un sapore più neutro. Trascorsi 15 minuti l'impasto sarà elastico, aggiungiamo il burro insieme alla scorza di arancia, pezzettoni, ormai si sarà ammorbidito, e il sale. A questo punto azioniamo nuovamente la planetaria per altri 5 minuti a velocità sostenuta. L'impasto pronto dovrà risultare liscio. Trascorso il tempo necessario l'impasto risulterà omogeneo, liscio e perfettamente incordato. Lo capovolgiamo su un piano da lavoro aiutandoci con una spatolina. Come vedete è molto elastico, quindi lo compattiamo a mano, lo alziamo, lo spiaccichiamo sul piano da lavoro. Vedete? Superficie perfettamente liscia. Vi consiglio di non fare questa operazione sul legno, quindi sul tagliere. Realizzata la nostra bella palla di impasto, la trasferiamo in un contenitore che è possibile chiudere, la lasciamo a temperatura ambiente per circa 20 minuti, dopodiché la poniamo in frigorifero tutta la notte, quindi un riposo abbondante di circa 8-9 ore. Dopodiché l'indomani mattina la usciamo dal frigorifero, la lasciamo a temperatura ambiente per circa 50 minuti e la lavoriamo. Io ovviamente non vi faccio aspettare, ce l'ho già pronta. Recupero l'impasto che ho preparato ieri, eccolo qui. Ovviamente si è alzato perché ha lievitato.
lo trasferiamo sul piano da lavoro. Voi non potete sentirlo, ma l'impasto è profumatissimo, merito dell'arancia e del marsala. A questo punto dobbiamo andare a formare le nostre brioche. Ricaviamo dei pezzettoni, li andiamo a pesare per averli tutti della stessa dimensione. Facciamo tanti pezzetti quanti ce ne vengono, da 80 grammi ciascuno. Lasciandone da parte altrettanti per realizzare i tuppi, che devono essere da circa 20 grammi ciascuno. Così facendo ogni brioche peserà circa 100 grammi. E a questo punto formiamo le nostre brioche, sempre aiutandoci con il tarocco. Creiamo delle sfere schiacciandolo un po' sulla superficie del piano, così da omogeneizzare. A questo punto, ottenuta la nostra pallina, la andiamo a disporre su una teglia da forno rivestita da cartaforno e teniamo sempre da parte le palline piccole per il tuppo. Tuppo in Sicilia è un modo proprio per chiamare lo chignon, tant'è che le signore, soprattutto una volta quando facevano lo chignon in festa, dicevano: mi sono datta il tuppo. Ottenuti i nostri tuppi, andiamo a infilarli all'interno delle brioche, che avranno riposato e si saranno rilassate. Creiamo un incavo con il dito all'interno fino ad arrivare in fondo, quindi a toccare la teglia. Lo allarghiamo leggermente, così, e andiamo a infilare il nostro impasto, che allungheremo leggermente, proprio fino in fondo. Così. Eccole qua le nostre brioche col tuppo, sono pronte per completare la lievitazione. Adesso le copriamo con un panno e le lasciamo lievitare per circa un'ora e mezzo, insomma il tempo che ci vorrà molto dipende dalla temperatura dell'ambiente. Le nostre brioche hanno lievitato, io le ho spennellate con uovo sbattuto, quello che avevamo tenuto da parte poc'anzi, e adesso le inforno preriscaldato a 165 gradi in modalità statica. Ci vorranno circa 15 minuti o poco più. In forno. Eccole qui, ancora bollenti e morbidissime. Facciamo una prova, ma ci bruceremo sicuro. Tiriamo via. Che dire, per me sono la colazione perfetta e accompagnata alla granita di mandorle ancora di più.